Battute del carnevale c'è stata la proclamazione della Maria dell'anno avvenuta durante un gran galà al Casinò di Venezia. Andiamo allora a scoprire il volto della fanciulla più bella, la Maria 2011. È Giulia Selero, occhi verdi e carattere estroverso, la Maria 2011, la più bella delle 12 fanciulle scelte per indossare gli sfarzosi costumi del Trecento e animare con grazia il carnevale veneziano. La proclamazione è avvenuta con una cerimonia di gala nel salone da ballo di Cavendramin Calergi, sede del Casinò. Con il suo sorriso e il portamento disinvolto, la ventenne estetista di Musile di Piave ha conquistato una giuria d'onore quanto mai variegata. A dare il voto alle ragazze c'erano infatti Vittorio Sgarbi e Silvana Giacobini e poi giornalisti, politici, rappresentanti del mondo dello spettacolo e dell'editoria. Applaudita dal pubblico e dalle compagne d'avventura, Giulia Selero festeggerà la sua vittoria con una piacevole crociera sul Mediterraneo e poi con l'accesso alle selezioni regionali di Miss Italia. Accanto a lei, sul podio della bellezza, è salita anche Laura Bortolato di Noale, che si è aggiudicata il titolo di Maria del Gazzettino. Laura, 21 anni, studentessa di economia a Ca' Foscari, è stata la più votata dalla giuria popolare dei lettori veneziani. Una bella soddisfazione che però non si quantifica in premi. Intanto, fra qualche giorno arriverà in edicola il calendario delle Marie, mentre proprio a questo evento le poste italiane hanno dedicato uno speciale annullo.